Scandalo valvole killer. Dopo la sentenza di appello e Cassazione che hanno cancellato le condanne in primo grado, l'azienda ospedaliera di Padova chiede alle vittime di restituire i risarcimenti che furono erogati 8 anni fa. Molti di loro però quei soldi non li hanno più e il deputato padovano Antonio De Poli ha chiesto al ministro Lorenzin di intervenire per sanare questa ingiustizia. Davide Piriocos. Gelida e burocratica, questa cartella dell'Agenzia delle Entrate chiede a Margherita Sambin di versare 100.000 euro, i 97.000 che l'ospedale di Padova le diede nel 2010 come risarcimento per la morte del marito Antonio Benvenu, più 3.000 di spese. Benvenu fu la prima vittima, a 51 anni, dello scandalo valvole killer, 3 decessi e 31 pazienti rioperati. Quel processo in primo grado condannò l'azienda ospedaliera e l'allora primario Dino Casarotto, ma è stato poi ribaltato in appello e Cassazione. A cancellare il reato di corruzione, soldi in cambio dell'utilizzo di valvole cardiache scadenti, è intervenuta la prescrizione. Per lavorare dentro là bisognava pagare. Perciò si è capito che chi le doveva impiantare quelle valvole là le voleva impiantare a tutti i costi perché si prendeva qualcosa. Dopo il primo grado l'azienda ospedaliera aveva risarcito le vittime, ora a 8 anni di distanza rivuole indietro il denaro che Margherita non ha più. Io mi sento come fossi una ladra di fronte allo Stato. Io non posso neanche comprarmi né un frigorifero, neanche una bicicletta volendo a rate, perché non me la danno, non trovo giusto, senza colpe. Non è giusto, non è giusto, non è giusto, è disumano. Per i giudici della Cassazione la signora Sambin e le altre vittime hanno chiesto i soldi all'indirizzo sbagliato. Dovevano denunciare l'Agenzia di Certificazione Europea, non l'ospedale di Padova. Quando andavo a assistere al processo e leggevo la legge uguale per tutti, se è vero, no, non è vero.